Buongiorno al sindaco Buongiorno. di Chioggia, Mauro Armelao. Ci si rivede dopo un po' di tempo, sono passati 100 giorni dalle elezioni, 100 e qualcosa. 100 e qualcosina in più. Ed è il momento di tirare un po' le prime, si dice pur sempre, i primi 100 giorni di Mauro Armelao. Che poi i primi 100 giorni, diciamo, si utilizza questa formula, no? I primi 100 giorni. È un modo di dire, ecco. Esatto. Però i primi 100 giorni li ho dedicati, a parte questi 20 giorni di positività al Covid, ecco, li ho dedicati... Però adesso sta bene? No, sto bene. Li ho dedicati a tutte quelle che riguarda le pubbliche relazioni. Ecco, le pubbliche relazioni che per me sono fondamentali per far decollare la nostra città. E a conoscere anche un po', a stare in mezzo alla gente, che forse è quello che oggi un po' Esatto, il mio slogan era il sindaco tra la gente, però ovviamente in questi primi 100 giorni li ho appunto dedicati alle pubbliche relazioni, quindi ho incontrato tutti gli enti sovracomunali che hanno comunque delle competenze su Chioggia. Parlo dell'ANAS, della sovrintendenza, dell'autorità portuale. C'erano tutti un po' di problemini da sistemare. Esatto, città metropolitana, regione del Veneto, ASL, ACTV, Arriva Veneto, Bus Italia, cioè tutti quegli enti che comunque hanno delle competenze sulla nostra città, sovrintendenza, e che sono importantissimi per far decollare questa città. Perché non possiamo far finta che dobbiamo pensare solo a quello che abbiamo in casa, ma abbiamo bisogno anche di buoni rapporti anche con gli enti esterni, e li sto costruendo e li ho costruiti. Intanto in casa avete una stagione che sta per cominciare, oggi è una giornata bellissima di sole, sembra primavera. Esatto, oggi è primavera praticamente, anche se non lo è una giornata bellissima, e questa la dice lunga sulle potenzialità che abbiamo in questa città, insomma, che sono meravigliose. Avete tantissime potenzialità in questa città, perfino il New York Times ha detto Chioggia, visitate Chioggia, è una delle città d'Italia da visitare. Sì, il New York Times sicuramente ci ha dato uno stimolo in più, un impulso importantissimo, che poi è stato ripreso da tantissime testate, anche giornalistiche, no? E quindi la diretta conseguenza è quella che anche emittenti televisivi nazionali sono arrivate nella nostra città a fare comunque dei servizi, non dico documentari, ma comunque a far vedere la città. Una città bellissima. Insomma, poi a dare ancora più forza alla nostra città è stata essere entrati in finale per Capitale della Cultura Italiana del 2024, quindi anche quella è una forza in più per far sempre meglio, ecco, per la nostra città. Comunicano? Allora, noi abbiamo l'audizione il 3 di marzo alle 10:15 di mattina in videoconferenza, e poi ce lo dovranno comunicare entro fine marzo. Siete voi e Vicenza? Noi e Vicenza, un derby tutto veneto con altre città italiane, diciamo 10 in tutto, però come venete siamo noi e Vicenza. Possibilità sono buone? Le possibilità sono buone, perché i nostri punti di forza, lo dicevo anche l'altro giorno, il primo punto di forza è che questa candidatura non è partita dall'amministrazione comunale, ma è partita dalla base, dalla gente che vive e lavora a Chioggia quotidianamente. Quindi questa è la forza, proprio l'impulso del gruppo promotore, che è partito proprio dalla base, dalla città dei cittadini. Seconda cosa, perché a Chioggia abbiamo la capitale della pesca, quindi non saremo solo, mi auguro, capitale della cultura 2024, ma siamo già capitale della pesca. E ci saranno anche gli stati generali. Esatto, ci saranno gli stati generali della pesca il 3 maggio a Chioggia, partirà proprio l'inizio degli stati generali, partiranno proprio da Chioggia il 3 maggio. Quindi insomma, di carne al fuoco ce n'è tantissima. Di lavori? Lavori, stiamo ultimando le fasi di progettazioni del Ponte delle Trezze, perché lo dicevo in campagna elettorale, ma lo dico tuttora, la nostra attenzione è altissima anche per le frazioni, che sono state comunque completamente abbandonate nella scorsa legislatura. Abbiamo in itinere appunto il progetto del Ponte delle Trezze, che è quello che la frazione di Valli attendeva da tanti anni. Altri lavori sono quello rifacimento del manto, diciamo, stradale del lungo laguna nella zona dell'Usenzo, la parte di Marina Vecchia, diciamo, di sotto Marina Vecchia. Poi altri lavori che stiamo progettando riguardano le strutture sportive, gli impianti sportivi, perché effettivamente la nostra città, benché abbia 50.000 abitanti, sia secondo comune della provincia di Venezia, il settimo del Veneto, non ha strutture sportive
degni di questo Adeguate. nome, adeguate. Ha bisogno, la nostra città ha bisogno proprio di strutture sportive importanti. Adesso la domanda la devo fare, la ZTL. ZTL che dovrà sicuramente partire una volta che sarà ultimato il parcheggio dell'Isola dell'Unione. Ecco perché è giusto fare ordine nel nostro centro storico, che dovrà diventare un salotto in pieno centro storico a Chioggia, ma è anche giusto essere coerenti con questa scelta che comunque ci siamo ritrovati dalla scorsa amministrazione. Ovviamente è una cosa che deve comunque partire, ma è giusto farla partire a step, ma prima ci devono essere i parcheggi, perché tu devi dar modo alla gente di poter parcheggiare. Adesso questo non avviene e lo vediamo tutte le domeniche con questo bel tempo, la nostra città presa d'assalto ovviamente dai tanti turisti italiani e anche stranieri, però è vero che i posti non ci sono, parcheggi non ci sono. Il nostro obiettivo è quello di spostare il deposito dei bus di Borgo San Giovanni in una zona da individuare. Chiederò aiuto all'autorità portuale in modo che quel parcheggio di Borgo San Giovanni, che ora è occupato appunto dal deposito di bus, diventi un parcheggio per le autovetture, così com'è. Considerando solo il manto stradale, il piano terra, diciamo, potrebbero uscire 320 posti auto. Che non sono pochi. Ecco, che non sono pochi. E l'Isola dell'Unione ormai sarà finita. Isola dell'Unione, che sono ripartiti finalmente i lavori anche della domotica e dovrebbe essere ultimato per fine marzo. Quindi per l'estate ci sarà. Per l'estate sicuramente ci sarà, perché sarà importante, perché vogliamo riproporre ovviamente la festa del pesce a luglio, quindi abbiamo bisogno di parcheggi per i tanti turisti che arriveranno nella nostra città. Finalmente. Finalmente ritorniamo anche con la festa del pesce, insomma. Ecco. Un'ultima domanda, così un po' cattiva, ma i chioggiotti, la gente di Chioggia, quando si vede il sindaco in giro per la città, che non c'erano molto abituati, cosa dicono? No, mi salutano, mi salutano, sono contenti, ma mi vedono sia in giro per la città, ma mi vedono anche a fare la spesa, mi vedono in farmacia, mi vedono al mercato, mi vedono con le bambine, mi vedono con il cane, cioè mi vedono come tutti i giorni, come erano abituati da sempre, insomma. Il sindaco fra la gente. Esatto, il sindaco fra la gente e continuerò ad esserlo. Grazie Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, e alla prossima occasione magari per i 200 giorni, per sempre i 300. a disposizione, magari prima dell'estate, così facciamo il punto sul turismo. Il punto sul turismo e anche su tutti gli eventi che verranno fatti quest'estate. Grazie sindaco. Grazie a tutti, buona giornata.